questo è un primo appuntamento ad una opportunità di dare al territorio anche una misura per conoscere quelli che sono gli aspetti della nostra tradizione e di quello che oggi è diventato un aspetto culturale. Magari nelle vie di questo paese 50 anni fa era una cosa ordinaria vedere passare dei carretti per le attività che si svolgevano usualmente nel territorio. Oggi, così come vediamo, diventano veramente dei cimeli importanti che fanno parte della nostra storia e della nostra cultura. È un patrimonio importante che bisogna trasferire alle nuove generazioni per far capire che quello che oggi viene fatto domani può essere anche utilizzato per far conoscere le nostre radici e per capire da dove veniamo. Siamo in piazza, nella piazza centrale del paese, e che quindi mette al centro, diciamo così, San Giovanni la Punta, il suo territorio, e vuole mettere al centro le sue tradizioni e la sua identità, l'identità di una comunità che sta bene insieme e che rivive attraverso questa mostra dei carretti e dell'artigianato siciliano il proprio vissuto, i propri ricordi, la propria arte soprattutto.